Vaccino anti-Covid obbligatorio per gli over 50 a partire dal momento in cui il nuovo decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vale a dire tra oggi e domani e fino al 15 giugno. Dal 15 febbraio, sempre per gli over 50, requisito essenziale per andare al lavoro sarà possedere il Super Green Pass, di cui sono in possesso solo vaccinati e guariti. L'ultimo provvedimento del governo introduce per la prima volta in Italia l'obbligo vaccinale per un'intera fascia di popolazione per contrastare il Covid. Ma il Codacons mette in guardia, si rischia una raffica di ricorsi se nel modulo del consenso informato non si prevedrà la responsabilità dello Stato. Siamo di fatto insieme all'Austria il primo paese che fa un passo in avanti nei confronti dell'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni di età. Sappiamo che in quella fascia vi sono in questo momento la maggiore mortalità e sapete che i casi sono in fortissimo aumento nel nostro paese. Fortunatamente abbiamo ancora un numero molto limitato di situazione critica in terapia intensiva, mentre sfortunatamente i morti sono aumentati sopra le 200 persone che sono mancate negli ultimi 2 giorni. L'attuale situazione lo esige, spiega dunque il ministro D'Incà, a sua volta in quarantena dal 1° gennaio. Rimane il nodo dei controlli. Lo si farà attraverso le forze dell'ordine, i vigili urbani, attraverso le modalità normali e si faranno appunto le verifiche con l'incrocio dei dati tra la persona e diciamo appunto l'ASL di competenza che ci darà appunto l'indicazione se la persona è vaccinata o meno. Chi non lavora e decide di non ottemperare all'obbligo rischia al massimo una multa di 100 euro, più complicata da metà febbraio la situazione di chi ha invece un'occupazione. Senza vaccino rischia, se presente, una sanzione da 600 a 1500 euro e dopo 5 giorni di assenza ingiustificata la sospensione senza stipendio ma con conservazione del posto di lavoro. D'Incan non nasconde che parte del governo voleva provvedimenti ancora più duri. L'unica possibilità di poter ripararsi del coronavirus è attraverso la vaccinazione e l'obbligo serve soltanto, ed è un obbligo limitato fino a metà giugno, per poter far sì che i nostri concittadini possano diciamo, trovare il modo, anche il coraggio di poter vaccinarsi. Le ricadute pratiche dei decreti in vigore vanno gestite nei territori. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, attende di leggere la stesura definitiva del nuovo provvedimento, di cui comprende però lo spirito. Si tratta di aggiustamenti in corso d'opera, se così possiamo dire, per cercare di comunque mantenere le attività, il maggior numero di attività possibili, insomma, operative, funzionanti, tutti i vari servizi e quant'altro. Certo, c'è questa incognita di uno zoccolo duro di persone che evidentemente non vogliono vaccinarsi e in generale la gente capisce che si sta cercando di fare qualche cosa perché poi l'economia non si blocchi in un momento particolarmente delicato.